oggi a Campalto per l'addio a Linda Zennaro con fiori e palloncini colorati sulle note di Irama. Una festa alla strappata a noi tutti, così Don Massimo e gli amici citano Sant'Agostino. Prima lo sciopero, poi il presidio, sbarcherà la mostra del cinema, la mobilitazione degli oltre 10.000 lavoratori veneti del turismo da anni in attesa del rinnovo del contratto nazionale. Venerdì 9 a Macchia di Leopardo scioperano anche i balneari veneti, ombrelloni chiusi per 2 ore dalle 9 alle 11 contro la mancata tutela del governo per la riforma delle concessioni. Paura questa mattina dopo le 9 lungo il passante al casello di Martellago Scorzè, direzione Milano, quando un furgoncino che trasportava olio ha preso fuoco. 27enne mestrino arrestato per spaccio e porto abusivo d'armi. La Guardia di Finanza con le unità cinofile gli trova in casa 2 kg di droga, 300.000 euro in contanti e un revolver. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, in visita istituzionale stamattina al carcere di Venezia. Sovraffollamento oltre la media nazionale, la denuncia. Si chiama Holi Festival, è la festa dei colori della rinascita. Dall'India sbarca nel fine settimana a Caorle sabato e poi domenica a Jesolo, evento completamente gratuito adatto a grandi e piccini. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Un aggiornamento dell'ultima ora che arriva da Venezia Mestre, un grave incidente stradale, mezz'ora fa ne dà conto anche il Gazzettino.it sulla rampa di San Giuliano a Mestre. A essere coinvolto un motociclista di 70 anni di nazionalità inglese, mi riferiscono Filippo Fois e Anna Maria Parisi dalla redazione di Venezia. È successo sotto la rampa di San Giuliano all'altezza dei Pili, per intenderci. Secondo una prima ricostruzione è caduto quest'uomo di 70 anni inglese sui binari del tram, procurandosi un trauma cranico che è stato fatale. Viaggiava da solo. Chiaramente per tutti i dettagli restate con noi. Questa quindi la brutta notizia che dobbiamo darvi in apertura di questa edizione del telegiornale di Venezia, che appunto apre anche con l'ultimo saluto a Linda Zennaro, la ventenne morta tragicamente la notte del Redentore. Oggi l'ultimo saluto di Campalto. A Campalto per l'ultimo saluto a Linda Zennaro 1 migliaio le persone dentro e fuori la chiesa dei Santi Martino e Benedetto. Sul sagrato i palloncini celesti anche a forma di cuore, quelli bianchi, ognuno con inciso il suo nome, Linda. Poi c'è l'album di foto tra glitter e cuoricini colorati, momenti di spensieratezza e grandi sogni tipici dei 20 anni, quelli tragicamente rubati a Linda la notte in cui a Lido di Venezia ha perso la vita. Era la notte del Redentore. Linda aveva partecipato ad una festa in spiaggia e così anche per il commiato la mamma, Rossella, il papà Roberto, il fratello Alvise e gli amici hanno voluto ricreare quel clima di luce e festa sulle note di Irama con un brano scelto non a caso, proprio mentre tra gli applausi con l'uscita della bara di legno chiaro su un letto di fiori bianchi e indaco i palloncini bianchi si liberavano verso il cielo. Una festa l'ha strappata via così poco prima dall'altare Don Massimo Cadamuro, che ha celebrato l'omelia nel corso della quale si sono susseguiti con interventi il cugino Nicolò, che si è fatto portavoce del fratello di Linda, seduto in prima fila accanto ai genitori. Così improvvisata, come sei entrata nella mia vita, così te ne sei andata, senza darmi il tempo, con la possibilità di tenerti la mano e chiederti di restare per ogni giorno della mia vita. Non sei andata via, sei passata nella stanza accanto, così tra gli amici citando i versi di Sant'Agostino. Asciuga le tue lacrime e non piangere, segnami il tuo sorriso e la mia pace. La pagina sindacale, uno sciopero di 8 ore cui seguirà un presidio durante la mostra del cinema di Venezia. Hanno iniziato la mobilitazione di oltre 10.000 lavoratori veneti del turismo da anni in attesa del rinnovo del contratto nazionale.
In Veneto sono più di 10.000 e sono in stato di agitazione. Lavoratori di grandi catene alberghiere, spesso extralusso, a Venezia o nel comparto termale Uganeo, oppure nei parchi divertimento del Garda. Il loro contratto è fermo dal 2016. Gli stipendi stanno diventando insufficienti a fronteggiare il costo della vita, mentre la continua crescita di flussi turistici sta rendendo i carichi e le condizioni di lavoro sempre più difficili. Tutti gli altri contratti nazionali del settore sono stati sottoscritti. Per il loro, da negoziare con Federturismo e AICA, entrambi in area Confindustria, le trattative sono ferme. La controparte ha messo in campo delle tematiche di parte normativa anche molto delicate che creerebbero grande flessibilità e precarietà in questo settore che di tutto ha bisogno fuorché di questo. Di fronte anche al peggioramento delle condizioni lavorative, gli addetti del settore incroceranno le braccia per 16 ore, 8 ore di sciopero organizzate nei territori e 8 con presidio al Lido di Venezia il 7 settembre. Vogliamo visibilità per questi lavoratori delle grandi catene alberghiere, perciò andremo vicino agli alberghi dove saranno alloggiati i principali attori della mostra del cinema per portare la nostra manifestazione e le nostre necessità. Ad attendere il rinnovo del contratto di lavoro nazionale, peraltro paradossalmente rimasta solo la frazione di lavoratori turistici impiegata prevalentemente in alberghi di lusso, magari da oltre 1.000 euro a notte, spesso di proprietà di grandi gruppi finanziari. La gente ha bisogno del rinnovo perché in questi anni è stata massacrata e noi vogliamo fortemente avere un rinnovo che preveda che un lavoratore che lavora in un albergo pluristellato, questo va sottolineato, abbia almeno lo stesso stipendio che percepisce un collega che lavora in un albergo vicino ma che di stelle ne ha molte meno. In vista c'è anche un altro sciopero, quello dei balneari. Si chiama Bolkestein, si legge protesta, è quella che i balneari veneti metteranno in atto venerdì prossimo, 9 agosto, con il cosiddetto sciopero degli ombrelloni, ovvero ombrelloni e lettini chiusi dalle 9 alle 11 del mattino. Contro il governo e il Parlamento che chiude i lavori agostani per ferie, senza tutelare la categoria, ovvero senza approvare una legge che garantisca la balneazione attrezzata. Spiega così il presidente del settore del sindacato interprovinciale di Venezia e Rovigo, Lorenzo Braida, i motivi dello sciopero. Si dice decisamente insoddisfatto rispetto all'ultima seduta del Consiglio dei Ministri di stamane con il ministro Raffaele Fitto. Non ha prodotto nessun tipo di decisione per quanto riguarda i balneari e quindi venerdì mattina anche il Veneto si adeguerà a quelle che sono state le scelte del sindacato italiano balneari. Per quanto ci riguarda, da Bibione a Rosolina, ogni concessionario esporrà delle locandine, dei manifesti attraverso le quali l'utenza potrà capire quali sono le ragioni che ci portano a chiedere al governo di legiferare finalmente una volta per tutte con delle regole chiare, valide su tutto il territorio nazionale per poter ottenere le nuove concessioni. Concessioni che hanno costi decisamente elevati, contrariamente a quanto si pensa, sostiene Braida. Si investe molto sui servizi dedicati al comparto insieme agli alberghi, la ristorazione e il settore immobiliare ed anche con l'ente pubblico, quali i consorzi arenili, conclude. Torniamo alla cronaca, principio di incendio ai danni di un furgone adibito al trasporto di olio alimentare poco prima delle 9:30 di oggi in uscita al casello di Martellago Scorzè sul passante di Mestre in direzione Milano. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo prima che le fiamme divampassero avvolgendo il carico. Il furgone è uscito sulla carreggiata costringendo la chiusura dello svincolo. In uscita ci sono stati disagi al traffico per circa un'ora. Una storia davvero paradossale, uno scherzo che poteva finire in tragedia. Andiamo a Jesolo. Rischiare di essere investito per uno scherzo, un gioco, una goliardata, un gesto magari compiuto con leggerezza che però rischia di avere conseguenze gravi. Magari come ha denunciato il direttore di sala di un albergo di Jesolo, che per 2 volte si è trovato una macchina che ha fatto finta di investirlo mentre all'alba si recava al lavoro in bicicletta. Abbiamo preso anche noi dagli organi di stampa questo accadimento, non c'erano arrivate delle segnalazioni dirette, ovviamente ciò non significa che non sia successo, non significa che non porremo la massima
massima attenzione anche su questo fenomeno, ovviamente in concorrenza con le forze dell'ordine. L'invito a tutti è quello di segnalare prontamente agli organi competenti episodi di questo tipo, che purtroppo in una città piena, oggi Jesolo conta dalle 180 alle 200.000 persone in città, purtroppo possono succedere anche questi fenomeni. Non sarebbe peraltro la prima volta che a Jesolo chi si sveglia la mattina presto per andare a lavorare viene preso di mira da chi invece sta rientrando dopo una notte di divertimento. È la cosiddetta città fisarmonica, che durante la stagione turistica passa da qualche migliaio di residenti alla popolazione di una città di media grandezza, con annessi problemi anche di ordine pubblico che questo può comportare. L'importante è proseguire sulla strada intrapresa appunto anche con le forze dell'ordine, che è quella di identificare, segnalare, sanzionare, ma soprattutto allontanare dal territorio con i fogli di via e i DASPO le persone che si rendono responsabili di comportamenti come questo tipo, ancor più odiosi se perpetrati nei confronti di persone che sono qui per lavorare, per fare dei sacrifici e per portare a casa un reddito. I finanzieri di Mestre, nel corso di un normale controllo, hanno trovato addosso ad un 27enne del posto italiano un etto di marijuana chiusa in un sacchetto sottovuoto. Da qui sono scattati i controlli nella sua abitazione di Mestre anche con i cani delle unità cinofile di Tessera, con il ritrovamento di 300.000 euro in contanti, 2 kg di droga e un revolver. Il mestrino è stato arrestato con l'accusa di porto abusivo d'armi e spaccio, e pochi giorni prima sempre i finanzieri di Venezia hanno sequestrato 7.000 profumi contraffatti e potenzialmente pericolosi. L'operazione a Marghera, nei pressi dello svincolo per la Romea, denunciati i conducenti di un'auto articolato. La colonna di fumo prodotta dall'incendio era visibile, la vedete, da ampie porzioni della laguna nord di Venezia. Intervento dei vigili del fuoco poco prima dell'1 di questo pomeriggio per l'incendio di un ricovero attrezzi di un'attività commerciale sull'isola di Sant'Erasmo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco, accorsi dalla sede di Dorsoduro di Venezia, sono stati impegnati per qualche ora con 2 autopompe lagunari prima di avere ragione delle fiamme. Parliamo adesso di caldo, climatizzazione e di servizi. Sono circa una settantina gli uffici postali che in Veneto hanno chiuso tra il 1 luglio e il 7 agosto. A denunciarlo la CGIL regionale, che spiega come alcuni di questi siano fermi già da un mese. I motivi delle chiusure, secondo il sindacato, sarebbero per lo più imputabili a lavori di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione. Soprattutto in occasione della riunione periodica annuale sulla sicurezza, dove lamentiamo appunto la necessità di provvedere per tempo a fare manutenzioni e riparazioni degli impianti. In certi uffici, sottolinea la CGIL, come ad esempio quelli di Venezia Centro, Sottomarina, Cavallino, Stra, Conselve, Roncade, Breda, Mogliano e ancora Spresiano, Soligo, Treviso, Arzergrande e Scardovari, le temperature degli uffici avrebbero raggiunto un livello tale da rendere complicata per clienti e dipendenti la permanenza all'interno. È inammissibile che un'azienda che macina utili record 1,9 miliardi lo scorso anno sia nelle condizioni di dover chiudere i propri uffici perché hanno contratti di manutenzione che fanno sì che i pensionati che vanno in coda agli uffici postali muoiono di caldo perché non funziona la climatizzazione. Oggi, durante la visita alla casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia, ho potuto toccare con mano l'emergenza carceri. Così Erika Baldina, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, dopo una visita istituzionale compiuta stamattina. Nel carcere maschile di Venezia il sovraffollamento è abbondantemente oltre la media nazionale, supera il 158%, pari a 251 detenuti in una struttura da 159 posti. Per contro, la Polizia Penitenziaria, ha sottolineato sempre Baldina, è fortemente sotto organico. Dei 174 agenti previsti ce ne sono soltanto 146, di cui una ventina sono assegnati alla Polizia Navale all'esterno dell'istituto. Questo quindi l'esito della visita di Baldina al carcere di Venezia. Opere pubbliche, opere stradali, ritorniamo nel Veneto orientale. È una sottosezione molto importante perché intanto abbiamo la progettazione, ma abbiamo già la concretezza di avere anche le risorse per la realizzazione. Un'infrastruttura che consentirà di alleggerire il traffico in entrata a Jesolo anche in vista della realizzazione della Via del Mare.
L'accordo di programma per la bretella di prosecuzione della regionale 43 in direzione Cortellazzo è stato sottoscritto dal Comune di Jesolo con Veneto Strade e Regione Veneto. Nella manovra IRAP che viene inserita nel bilancio, di fatto c'è anche la previsione dell'apertura di un mutuo dove il bilancio mi mette a disposizione 50 milioni sul 2026 che io senza alcuna esitazione ho destinato alla bretella di Cortellazzo. Il documento sottoscritto prevede l'impegno del Comune a trasferire a Veneto Strade il progetto esistente risalente al 2010 del raccordo stradale per aggiornarlo, predisporre lo screening ambientale e sviluppare il progetto esecutivo. Un'opera pensata qualche decennio fa che si completa con la realizzazione del Via del Mare e che dà un'accessibilità facile, veloce verso quelle che riteniamo siano delle località importanti dal punto di vista quantitativo e qualitativo dell'offerta turistica del Veneto. Che abbiamo stimato, questi sono i calcoli, può contribuire a distogliere fino a un 30% di veicoli che oggi invece vengono riversati sulla via Roma Destra, sulla viabilità verso il Picchi e verso Cavallino, portandola appunto verso Lido Est. Il raccordo avrà una lunghezza complessiva di circa 4 km. Se l'iter autorizzativo procederà secondo i programmi, si prevede di concludere la fase progettuale nel 2027. Poi seguirà la cantierizzazione per arrivare alla consegna dell'opera entro il 2029. Rimaniamo sul nostro litorale, ma voltiamo pagina. Grande è l'attesa tra Jesolo e Caorle per l'Oli Festival. E conta la rovescia per l'Oli Festival, il festival dei colori che dall'India approda nuovamente sulle spiagge simbolo della movida veneziana durante questo fine settimana. Cascate di arcobaleni, sabato 10 agosto a Caorle dalle 15 sulla spiaggia della Madonnina, una tappa storica che ha sempre registrato sold out fin dal suo esordio, e il giorno dopo, domenica 11, a Jesolo si replica lungo la spiaggia di Piazza Brescia per un'altra giornata all'insegna del colore e della gioia di stare insieme. Si balla in riva al mare tra nuvole di 1000 colori, un'emozione unica ad alto impatto scenografico, adatto a tutti, grandi e piccini. Il format in Veneto festeggia 10 anni di vita con il Summer Tour che registrerà il 1000° partecipante. Fino ad oggi l'evento solidale multicolor, che si ispira alla tradizione indiana, ha conquistato oltre 900.000 persone in tutta Italia, registrando sold out ogni estate. Da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.